Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini. Quest'oggi è una giornata importante per la Regione Veneto, ma anche e soprattutto per il territorio padovano. Ho il piacere di ospitare questa conferenza stampa che annuncia, conferma anche quest'anno una manifestazione fantastica che è Limena Estate 2025, Comune di Limena, provincia di Padova. Una manifestazione che con grande entusiasmo e profondo orgoglio vi voglio comunicare. Desidero dare il benvenuto a questa presentazione ufficiale e questa rassegna che anno dopo anno è diventato sicuramente il simbolo di vitalità, partecipazione e identità condivisa. Limena Estate è sicuramente un evento importante per tutta la provincia di Padova, sta diventando sempre di più un evento importante nel calendario regionale del Veneto, ma soprattutto sta diventando, e qui complimenti al sindaco, a tutta l'amministrazione, al presidente dell'Associazione Amici della Musica e anche al copresentatore dell'evento, che poi vi presenterò, per il grande lavoro fatto in questi anni, in queste edizioni, che vede Limena Estate un evento che non è solo un momento importante per Limena, ma non solo per Padova, ma anche per tutti quei cittadini e concittadini di altre regioni che fanno visita al territorio padovano. Dietro a questo programma c'è un lavoro corale fatto di passione, dedizione, una visione sicuramente importante che mette insieme cultura, sport, musica, arte e soprattutto convivialità e fa comunità del territorio. A questo do il benvenuto al sindaco Stefano Tonazzo del Comune di Limena, che invito a prendere posto a fianco a me in questa conferenza stampa di presentazione ufficiale di Limena Estate 2025. Ringrazio e saluto l'assessore alle manifestazioni e ai grandi eventi Giodi Barrichello, grazie assessore, al presidente dell'Associazione Amici della Musica Paolo Parisato e al copresentatore dell'evento, il famosissimo, fantastico, travolgente Enrico Marchiante. Limena Estate sarà una manifestazione da vivere intensamente, da partecipare, ma che poi una volta che hai partecipato ti entra dentro e non ti esce più. Questo è quello che ogni partecipante, ogni persona che io ho incontrato in questi anni dopo essere stata a Limena porta con sé e non vuole perdersi mai l'evento dell'anno dopo. Quindi complimenti davvero. Io mi fermerei qui, credo che possiamo lanciare il video di presentazione di Limena Estate 2025 e poi avrò il piacere, spero, di poter contare sul contributo del sindaco, dell'assessore, del presidente e anche del copresentatore qui presenti. Prego. Eccoci qua, ufficialmente è partita Limena Estate 2025, sindaco a te il timone, grazie di essere qui a Palazzo Ferrofini in Regione Veneto, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, grazie per tutto quello che stai facendo per il nostro territorio, prego. Grazie Vicepresidente. Devi premere il tasto, quello lì, perfetto. Bene, adesso ce la facciamo, grazie. L'inconveniente della diretta. Grazie Vicepresidente, ringrazio la Regione Veneto per il patrocinio a Limena Estate. Guardate, è per me un onore avere la possibilità di dire due parole su questo evento che viene fatto in un periodo particolarmente importante per tutta quella fascia di popolazione che rimane a casa e dove noi ogni anno diamo la possibilità ai nostri cittadini, ma anche a molte persone, come diceva giustamente il Vicepresidente, provenienti dalla provincia di Padova, di passare nel nostro stupendo prato della Barchessa delle ore liete, mangiando in modo importante, in modo molto buono, avete visto quest'anno c'è questa specialità, e ascoltando della musica meravigliosa. Quindi Limena Estate ha anche un valore sociale, un valore di cercare di stare bene insieme
ed è per questo che ne siamo particolarmente fieri. Io volevo veramente ringraziare il mio assessore ai grandi eventi Jody Barichello, che dopo ovviamente ci dirà due parole in più sull'Imen Estate, perché è un lavoro importante, è un lavoro fatto e pensato molti mesi prima, ed è anche un finanziamento importante che come comune diamo perché crediamo a questa manifestazione. Cosa dire? Vi aspetto veramente, perché saranno delle serate molto belle e saranno delle serate dove veramente ci si potrà. Invito anche lei, vicepresidente, al giorno di apertura, perché insomma mi sembra corretto che lei ci possa essere, a meno che non sia in ferie, ci mancherebbe. No, non sono mai in ferie. E ci sarà il taglio del nastro, e quindi aspetto tutti i cittadini di Limena, ma soprattutto i cittadini della provincia. Siete i benvenuti nel mio comune, proprio per stare insieme con Limena Estate 2025, sesta edizione. Grazie Sindaco, davvero diciamo, il lavoro di questa amministrazione con la guida il Sindaco Stefano Tonazzo ormai è riconosciuto, ma soprattutto perché all'interno della tua amministrazione il punto principale che era nel programma Verità è diventato fatto concreto ogni giorno nel tuo lavoro, nel vostro lavoro, è quello di creare relazioni e comunità e far vivere il proprio territorio, e che Limena Estate ne è uno dei tanti esempi di un grande lavoro, perché Limena è spesso diciamo, territorio che ospita eventi che fanno legami, fanno comunità, fanno sicuramente crescere il nostro territorio. Nel ringraziare il Sindaco, se l'assessore Jody Barichello vuole portare il suo saluto e il suo contributo, la prego di avvicinarsi. Sì, assolutamente. Come preferite, oppure insomma, Sindaco rimani. Prego Assessore, grazie del lavoro, a te. Buongiorno Vicepresidente, io sono venuto con la maglietta brandizzata in modo da impersonificare la manifestazione, che parte sì molti mesi prima, diciamo che parte quando finisce quella in corso, quindi alla fine, l'ultimo giorno di Limena Estate, parte la campagna di reclutamento per l'edizione dell'anno dopo. Quest'anno abbiamo voluto straffare, perché quest'anno avremo degli artisti molto importanti che calcheranno il palco della nostra manifestazione, che sarà la settimana di Ferragosto, dal 13 al 18 agosto, per la gioia delle nostre famiglie che ambivano al mare, alla montagna, al lago, e invece comune anche la settimana di Ferragosto. Però insomma, con gioia ci appropinquiamo anche quest'anno ad organizzare questa manifestazione che, modestia a parte, grazie alla nostra amministrazione è stata un successo, perché proprio in un periodo dove di solito tanti vanno in ferie, non trovare nessun contenitore come una festa in comune era triste, quindi abbiamo pensato noi di animarla. Siamo partiti nel 2020 in pieno Covid, quando non c'era assolutamente niente in giro, e grazie anche all'aiuto prezioso di Enrico Marchiante, che poi dirà anche la sua, abbiamo organizzato a luglio del 2020 26 serate di animazione nel comune di Limena, ed è stata un'impresa faraonica. Poi abbiamo ripreso un po' il senno e siamo scesi a 6 serate, anche perché il budget che ci dà il Sindaco insomma è comunque importante, però l'abbiamo un po' ridotto, e quindi abbiamo confezionato 6 serate di alta qualità. Il nostro è un pubblico non giovanissimo, però abbiamo visto che si mischiano comunque tutti i generi. Partiremo mercoledì 13 agosto con una serata anni 80 con Radio 80, proseguiremo il 14 di agosto con i comici di Zelig, Beppe Braida, Gianpietro Perone, Max Cavallari dei Fichi d'India, Stefano Chiodaroli, una serata di cabaret fantastica sotto le stelle. Venerdì 15 agosto invece lasciamo spazio alla musica italiana con tutti i più grandi successi dagli anni 60 con il grande Enrico Marchiante, e sarà una serata da sgolarsi da cantare. Il 16 agosto un grandissimo tributo a Lucio Dalla con una band che sono in Toscana, si chiama L'Impresa Eccezionale. Domenica 17 agosto invece abbiamo dei VIP sul nostro palco, abbiamo Michele Maisano e Mal, famoso per Furia, Cavallo e West, il Sindaco se la ricorda, ogni tanto la canta ancora sotto la doccia. Andavo a cavallo per rivivere la magia degli anni 60.
Chiudiamo lunedì 18 agosto con 2 ore di show, perché oltre alla musica ci sarà proprio uno show di luci, fiamme e LED wall con la band che si chiama Ascolta, una delle tribute band ufficiali dei Pooh. Considera che hanno anche la batteria di Stefano Dorazio, quindi sono una delle band autorizzate dei Pooh, che chiuderà l'edizione di Limene Estate. Il video culinario che avete visto prima riguarda il ristorante argentino che quest'anno sarà a disposizione di chi vorrà passare una serata e mangiare sotto i porticati della Barchessa. Carne alla griglia, filetto, salsicce, costicine, angus e anche per chi vuole la paella, per chi piace il pesce, come il sindaco, può mangiare anche quella. Luna Park con gonfiabili e giostre per tutti i bambini. Direi che mi sono dilungato anche troppo, vi ringrazio dell'attenzione e lascio la parola, anzi lo dica lei vicepresidente, non voglio rubarle il mestiere che poi... No, grazie assessore Giodi Barrichello, grazie al sindaco. Adesso abbiamo spoilerato anche tutto il programma di questa Limene Estate 2025 che se si gira assessore la possiamo intravedere anche nella sua schiena, poderosa schiena, che tutte le magliette sono sia, diciamo, nella schiena riportano il programma. Abbiamo spoilerato un programma importante, un agosto sarà un agosto straordinario, anche nell'ascoltare già ti viene voglia di viverlo e per questo ringraziare l'amministrazione comunale. Voglio ringraziare la presenza perché è il motore, la collaborazione di Amici della Musica che è riportato anche sulla spalla della maglietta con il presidente Paolo Parisato che invito a prendere posto per portare un suo contributo e soprattutto raccontarci quanto lavoro c'è dietro tutto questo insieme all'amministrazione comunale per realizzare un evento di questo tipo. Grazie vicepresidente, sono io a ringraziare intanto dell'ospitalità e a ringraziare della fiducia che questa amministrazione da 6 anni ripone nella nostra attività e nelle nostre proposte. La cosa molto bella è che si svolge nella settimana di Ferragosto. Molto spesso c'è una canzone che diceva "Moglie mia non ti conosco". No, invece abbiamo notato la presenza di famiglie, la presenza di ragazzi giovani e di voglia di fare comunità e ritrovarci sempre attorno alla musica e questo ci dà sempre più coraggio a continuare a proseguire. Il ringraziamento va al nostro sindaco perché non solo ci crede ma ci mette anche i soldi e questa è una cosa fondamentale. E noi vogliamo anche ringraziare le altre attività che almeno credono in questa iniziativa. E ammetto che è un compito un po' istituzionale ma è necessario. Voglio ricordare veramente di cuore e ringraziare tutti i nostri sponsor. La Traffic Technology, la Multistampa Printing Life, la Professional Show, l'Atlas Filtri, la Gunnar Solar Tech, la Bisello Costruzioni, la Felmac, la Futurlab, Antenor Energia, Cecato Motors, Torres in Titanio, Elbi, One e Galleria Mason. Io mi rendo conto che può sembrare una cosa sterile, però senza questi aiuti questa manifestazione non sarebbe possibile. Però indica sia un credere in questo tipo di attività, sia nel fatto che il sociale diventa sempre un aspetto più importante nell'attività delle amministrazioni. Vi ringrazio per l'ospitalità. Grazie Presidente a te, è verissimo, intorno alla musica le persone, le nostre comunità amano ritrovarsi e ritrovarci ed è verissimo ed è sicuramente, come dicevo, un aspetto di coesione sociale non di poco conto o da sottovalutare, anzi un grande investimento che ogni qualvolta queste iniziative prendono forma e raggiungono importanti relazioni di comunità come quello che abbiamo visto in questi anni hanno un valore insostituibile. Per questo io invito Enrico Marchiante insieme al... Vicepresidente, solo una cosa, siccome non vogliamo che il nostro assessore superi in bellezza il nostro vicepresidente, okay. E allora ci permettiamo questo piccolo presente a ricordo di questa iniziativa. Vediamo qua, ok, grazie, allora, che onore, grazie mille, grazie. È una maglia tecnica, quindi si può anche andare a correre. Allora io me la metto appena possibile, me la metto già oggi e comincio a fare anch'io promozione fisica dell'evento. Grazie. Senz'altro. Anzi, me la potrei anche mettere adesso, ma siamo in diretta, quindi magari si potrebbe vedere qualcosa che non va bene. No, non è vero.
e non credo di essere un bello spettacolo. Ringrazio davvero, io la metterei, guarda, la mettiamo anche qui, se riusciamo. Grazie del pensiero, un grande piacere, un grande onore, la costruirò con grande attenzione e cura. Dicevo, invito Enrico Marchianti, il travolgente Enrico Marchianti, co-presentatore dell'evento. Grazie di essere qui, anche tu un perno importante in questa sfida che ormai raggiunge la 6ª edizione, partita sfidante, oggi una realtà e che cresce sempre di più in partecipazione e in qualità. Prego Enrico. Buongiorno a tutti, intanto grazie a Enoch perché sei sempre disponibile per l'invito, insomma grazie al sindaco, all'assessore, al presidente perché avete già detto che è il 6º anno, ogni anno è sempre più un successo. Naturalmente ci vuole dietro alle spalle, come avete già detto, un comune forte che appoggi l'idea della musica, l'ha fatto vedere anche nei momenti più difficili. Io parlo come cantante, come co-conduttore assieme a Gioia Barrichello e dobbiamo dire che viviamo proprio al 100% questa emozione, perché è un'emozione. Limana Estate è emozione. Ringraziamo già il pubblico che sarà presente perché chiamano già a dicembre per sapere chi ci sarà come programmazione. Dovete pensare che noi abbiamo avuto anche nomi importanti, abbiamo avuto i Cugini di Campagna, ad esempio, fantastici, Gialis, abbiamo avuto Alberto Camerini, poi insomma tantissimi ospiti. Quest'anno hanno già detto che ci sarà musica che va a coprire musica a 360 gradi e io sarò presente il giorno di Ferragosto, dove tutti dicono: dove andiamo a Ferragosto? A Limena. Dovete venire a Limena. A Limena ci sarà uno spettacolo e permettimi, Enoch, di ringraziare anche uno sponsor che mi sta seguendo in tutti gli eventi, che volevo salutare, l'amico Giuseppe Pesce, che è il proprietario dell'azienda, oddio, che figura che sto facendo, Exi Group, che si trova a Treviso, è una grande azienda di energia rinnovabile, perciò grazie di cuore anche agli sponsor che sostengono le manifestazioni e la musica, che è importantissimo. Grazie Enrico, da questo io proprio raccolgo questa tua testimonianza, perché credo che a conclusione di questa presentazione di questa grande 6ª edizione, già i blocchi di partenza di Limana Estate 2025 vanno ringraziati tutte quelle persone, oltre all'amministrazione comunale, a tutta la sua giunta, al suo sindaco, tutte quelle persone che lavorano a partire da voi e tutti i vostri team, tutto lo staff che lavorano per realizzare questo evento, che per norme di sicurezza, per organizzazione in sé e per far sì che tutto funzioni al meglio in sicurezza, perché affinché le persone possano star bene, divertirsi e soprattutto essere come dire davvero felici all'interno di questa cornice della musica e non solo. Vanno veramente un profondo ringraziamento e di grande manifestazione di gratitudine personale mia, ma penso di tutte le istituzioni, e anche gli uffici comunali, che prego l'amministrazione di portare questo ringraziamento, perché senza di loro sicuramente come noi non riusciremo a fare nulla. Grazie a tutte le associazioni che partecipano, grazie al territorio che è presente. Su questo mi sento di dire che pensavamo noi in Regione che molti dei flussi turistici e soprattutto dei nostri concittadini che programmano le vacanze fosse perché a Ferragosto costavano di più, adesso abbiamo capito che invece le spostano perché c'è Limana Estate. Esatto. E quindi probabilmente è un dato nuovo che dobbiamo inserire come indice di monitoraggio sui flussi anche delle vacanze. Grazie davvero ai volontari, agli artisti e a tutti gli sponsor, come dicevate voi, che rendono possibile insieme alle istituzioni e alle associazioni tutto questo. Senza di loro, è vero, non riusciremo a realizzare la maggior parte delle manifestazioni.
un connubio, un equilibrio che deve essere sicuramente sempre rispettato, ma che l'uno funziona insieme all'altro e viceversa. Quindi grazie a tutti, non so se possiamo dare un grandissimo saluto a tutti coloro che ci hanno seguito e ci stanno seguendo. Ringrazio tutti voi di essere stati qui quest'oggi. Vi diamo a tutti diciamo un arrivederci a Limena Estate il 13 agosto a Limena, nella favolosa cornice della location della Barchessa di Limena, che è nota, conosciuta ai padovani, ai più dei padovani, ma anche in Regione Veneto, e che negli ultimi anni è conosciuta anche fuori dai nostri confini. Tutti il 13 agosto per vivere fino al 18 agosto Limena Estate, un grande momento di comunità, ma di grande felicità e soprattutto di grande musica. Grazie a tutti voi e un arrivederci.